Eccoci mister, sembrava che si dovesse andare in spogliatoio con lo svantaggio 1-0 per gli avversari che avevano fatto un'ottima partita fino a quel momento, poi tutto è cambiato nel giro di 2 minuti. Qualcuno ha detto che il loro gol era sul filo del fuorigioco e dall'altra parte dicono che il nostro rigore era fuori dell'area. Come l'ha vista? Ma non gli ho visto nessuno dei due, io parlo solo del risultato, di quella che è stata la prestazione della mia squadra. Una buona prestazione anche perché nei primi 15-20 minuti penso che il Portogallo abbia giocato una buonissima partita, dopo abbiamo affrontato una buona squadra che merita la classifica attuale, per cui ancora un merito in più a questo gruppo che ci sta dando soddisfazione. Sul discorso appunto degli episodi, uno a loro, uno a noi, per cui siamo pari, al limite della partita è finita 2-1. Diciamo che con l'espulsione sommato il gol trasformato è cambiata lì la partita. Ah sì, se dobbiamo parlare della partita, ma gli episodi così ci fanno sempre un po' la differenza a volte. Il calcio è questo, però non voglio andare fuori di quelli che sono i meriti dei ragazzi. Hanno girato una partita, come ho detto prima, con una buona squadra, per cui hanno iniziato bene la partita e abbiamo subito un po' il contraccolpo iniziale del loro gol, però è una squadra che sta dimostrando che col carattere e con la voglia si sta prendendo delle buone soddisfazioni. Sì, noi abbiamo ripreso a giocare dopo un mese di sosta, c'era qualche elemento nuovo in campo, in formazione. Come ha visto i ragazzi? Tutti hanno risposto come dovevano? Hanno fatto il loro lavoro, non posso riprendere niente su quelle che sono le disposizioni tattiche o tecniche, per cui valuteremo. Sicuramente c'è stato non tutto perfetto, però sono contento che hanno portato a casa questi 3 punti, un derby che per la società è molto importante. Avevamo in porta anche Battistel che finalmente si è fatto vedere. Clemente c'ha qualcosa di rotto? Ma veramente adesso valuteremo così in settimana un piccolo infortunio che ha fatto, ma noi siamo coscienti del ragazzo del 95 Battistel, ha dimostrato il suo valore anche lui, per cui possiamo dormire sonno tranquilli, sapendo che ha sostituito un portiere di prima fascia. Allora possiamo concludere dicendo bravi a tutti. Bravissimi, società, tutti, pubblico e staff. Grazie.